Direttore, partiamo da una data che è quella del 24 giugno, bando assegnato con la vittoria appunto del gruppo Pelligra, comincia una nuova storia a Catania. Come comincia invece la storia di Luca Carra col nuovo Catania? La storia di Luca Carra comincia leggermente dopo, perché partecipare al bando fu un'intuizione, diciamo, un'idea che venne a Vincenzo Grella e a Marc Bresciano e parlandone con il presidente lo convinsero e avevano capito che il Catania poteva avere delle potenzialità. Nel frattempo come advisor dell'operazione c'era Dante Scibiglia, che fu ex direttore generale del Venezia quando io ero amministratore delegato del Parma, quindi ci conosciamo in quell'occasione, e mi chiamò la prima volta dicendo: ma tu verresti a Catania? E io ho detto sì, perché no, valuterei volentieri la situazione. Dopodiché ho iniziato a parlare con Vincenzo Grella e mi ha chiamato, credo che fosse il 20 la prima conferenza stampa, e mi ha chiamato il 18 per dirmi: vieni perché dobbiamo presentare la società e quindi vieni qua. Quindi ho iniziato ufficialmente il 20 di luglio, quando abbiamo fatto la prima presentazione con il presidente Pelligra di una parte dello staff della società. E nei primi contatti, nei primi incontri con il presidente Ros Pelligra, cosa ha accolto? Cosa soprattutto può anche in un certo senso aver incentivato il suo impegno nel nuovo Catania? Quello che sicuramente l'ha incentivato e mi ha convinto era il progetto, la voglia di fare che aveva il presidente, che aveva Vincenzo Grella, e quando me l'hanno presentato e mi hanno detto quello che avevano in mente, quello che volevano fare, mi sono convinto che il progetto fosse un progetto ottimo, che un progetto che ricalcava un po' anche quello che avevamo già fatto a Parma, quindi quella volontà di riportare la squadra di calcio della città in campionati, diciamo, più importanti, perché come a Parma anche qua vedevo la voglia attraverso la squadra di calcio e i risultati sportivi, di far rinascere un po' una città. E la rinascita della città la possiamo vedere proprio anche nell'avvicinamento quasi ossessivo della gente di Catania, che ha risposto subito presente, intanto con la campagna abbonamenti, poi come se fosse arrivata una liberazione in quella che è stato l'ampliamento della capienza dello stadio da 9.000 a circa 16.000. Qual è stato invece l'impatto proprio a livello ambientale all'arrivo a Catania e nei giorni successivi anche? No, ambientale è stato, direi, eccezionale, nel senso che meglio di così non mi sarei potuto immaginare, perché comunque l'entusiasmo già si è raccolto, perché ho visto solo le immagini della prima volta che il presidente Pelligra venne al Massimino dopo aver firmato dopo aver avuto l'assegnazione da parte del comune del titolo sportivo. Già allo stadio lo accolsero in una maniera veramente incredibile, e quello che abbiamo ricevuto noi fin dal primo giorno è stato affetto, entusiasmo, voglia di fare, e lì credo fosse proprio l'espressione massima di una città che aveva voglia di ricominciare, perché non era solo da parte dei tifosi, che hanno risposto veramente in maniera eccezionale, perché 11.400 abbonati in Serie D, abbiamo fatto il record della Serie D quest'anno, ma da parte di tutta la città, da parte delle istituzioni, degli sponsor, c'era proprio voglia di stare vicino alla società, come se questa società potesse guidare un po' la rinascita di tutta la città. E quindi poi i risultati sul campo sono stati quasi una logica conseguenza di tutto quello che abbiamo espresso finora, dalla costruzione fino anche all'impatto del pubblico. Si aspettava, avendo anche vissuto quella che è stata la rinascita di un altro club storico come il Parma, un cammino così, tra grandi virgolette, facile sul campo del Catania? No, onestamente no. Sapevamo di aver fatto una squadra forte per la categoria, però di trovarsi oggi a 9 giornate dalla fine con 17 punti di vantaggio, con i risultati che abbiamo fatto, no, perché nonostante la Serie D a volte si dà per scontato che città come Catania, Palermo, Parma, se vanno in Serie D debbano vincere facile, invece non è mai così scontato, e quindi devo dire che i risultati che fino ad oggi abbiamo ottenuto, per me, sono andati un po' oltre le aspettative. E di conseguenza, visti anche i risultati, visto che comunque si avvicina anche la data della, possiamo dirlo, matematica
promozione tra i professionisti, ritorno tra i professionisti del Catania, c'è anche quello che è il lavoro magari fuori dal campo, all'interno degli uffici, per iniziare anche a programmare non soltanto a livello tecnico ma anche proprio a livello di mentalità quello che sarà l'approdo tra i professionisti. Sì, assolutamente sì, ma così come c'è stato quest'anno, io credo che il risultato di quest'anno sia frutto del lavoro di tante persone, non solo degli 11 ragazzi che vanno in campo la domenica, perché quando noi siamo arrivati qui non c'era nulla, non c'erano uffici, non c'era centro sportivo, non c'era proprio nulla, quindi il lavoro che è stato fatto da tutte le persone che lavorano quotidianamente qui credo che abbia consentito ai ragazzi di trovare tutto pronto per concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo. È ovvio che nel momento in cui dovesse arrivare una matematica certezza, abbiamo già iniziato a ragionare, poi si dovrà iniziare a lavorare in fretta per la prossima stagione, perché sarà un altro campionato, un campionato difficile, perché comunque la Serie C è un campionato difficile, però dovremmo farci trovare pronti sia in ufficio che sul campo. Ecco, a proposito di uffici, siamo all'interno dello stadio Angelo Massimino, lo stadio forse è uno dei crucci del patron Pelligra, della dirigenza di cui lei fa parte. Come stanno procedendo le cose nel rapporto ormai simbiotico con il comune, e se ci sono già delle prime evoluzioni che ci possiamo aspettare non tanto a brevissimo termine ma quantomeno nei prossimi mesi? No, in questo momento è prematuro, nel senso che noi abbiamo questa convenzione che scade a fine stagione sportiva, in attesa di un eventuale bando per l'esternalizzazione dello stadio. In questo momento devo dire che il comune sta facendo dei lavori abbastanza importanti sullo stadio per ristrutturarlo, per dare più che altro a livello di servizio anche al tifoso uno stadio un pochino più accogliente. Abbiamo dovuto fare alcuni interventi sugli accessi, sui controlli accessi, perché come diceva lei all'inizio, quando noi siamo arrivati la capienza dello stadio era circa di 9.000 posti. Con tutti i lavori che siamo riusciti a fare adesso è tornata ad essere 20.400, se non ricordo male, all'incirca, quindi almeno abbiamo uno stadio che può accogliere l'entusiasmo dei tifosi, visto che con la Maridianese ce n'erano più di 16.000, quindi bisognava farlo, e già con i lavori che sta facendo il comune comunque l'anno prossimo lo stadio sarà sicuramente più accogliente, perché sono servizi, ripeto, di ristrutturazione, di miglioramento di alcune aree, dai servizi igienici ai seggiolini, quindi comunque sono interventi che saranno percepiti da chi viene allo stadio sicuramente come migliorativi. Per quello che riguarda interventi più importanti sullo stadio, sicuramente il Presidente ce l'ha in testa l'idea di farlo, il come e quando è tutto ancora da verificare. Un altro cruccio che va di pari passo, forse ancora più importante dei lavori allo stadio, riguarda il centro sportivo. Se ne parla praticamente dal giorno successivo all'insediamento del gruppo Pelligra. Qual è la situazione enesima? E poi magari un occhio buttato su Torre del Grifo, seppur comunque la situazione a livello strutturale sia molto deficitaria. Allora, il centro sportivo è sicuramente una delle priorità, perché comunque una società che vuole crescere, che si vuole strutturare anche puntando sul settore giovanile, la prima cosa che servono sono le strutture, perché avendo l'anno prossimo 7 squadre di settore giovanile più 2, 4, adesso vediamo di femminile, dobbiamo dare a questi ragazzi la possibilità di allenarsi in condizioni ottimali per quello che vogliamo, per quella che è la nostra idea. Noi in questo momento ci siamo aggiudicati il bando per Nesima, quindi già lì comunque da settembre si allenavano sia la giovanile che la femminile. Andremo a fare sicuramente, nel momento in cui potremo partire, dei miglioramenti anche su Nesima, dei lavori anche di miglioramento. Nel frattempo stiamo valutando tante altre ipotesi, tra cui Torre del Grifo, della quale ancora però non conosciamo esattamente quelli che sono i costi reali, sia per l'acquisto che per il ripristino, perché dopo anni di incuria diciamo che si è un po' ammalorato il centro sportivo, quindi sicuramente bisogna intervenire anche da un punto di vista strutturale con degli investimenti, e una volta messi in fila costi di acquisto, costi di ripristino e costi di gestione, si potrà fare una valutazione un pochino più attenta sull'opportunità o meno di Torre del Grifo. Nel frattempo stiamo valutando altre strutture o altri terreni per crearci un'alternativa in caso Torre del Grifo non sia
diciamo, l'investimento fattibile. Ecco, a proposito invece proprio dell'arrivo di Rospelligra, che comunque rappresenta pur sempre una proprietà straniera, poco meno di un anno fa a Palermo è arrivata un'altra proprietà straniera, certo, la più ricca, almeno a detta di molti, nel mondo del calcio. C'è proprio questa sensazione che in Sicilia ci sia proprio la voglia di investire, magari anche maggiore opportunità di investire, e soprattutto se può essere anche un traino per tornare a respirare quell'area di grande calcio che fino a qualche anno fa in Sicilia era praticamente una cosa abituale. Beh, sicuramente l'importanza delle proprietà dà la possibilità e la speranza di poter rivedere squadre siciliane nei massimi campionati italiani, perché se non ricordo male, se non ricordo gli anni, ce n'erano 3, per un certo periodo c'erano 3 squadre siciliane in serie A, quindi sicuramente la proprietà solida e che ha voglia di investire è fondamentale. È un fenomeno che non si verifica solo qui in Sicilia, perché comunque in giro per l'Italia ci sono tantissime proprietà straniere, non solo arabi, perché ci sono americani, ci sono i proprietari del Como che sono indonesiani, quindi ci sono tante proprietà straniere, c'è l'Inter che ha una proprietà cinese, quindi il calcio in Italia attira in questo momento investitori dall'estero. Poi quali siano gli obiettivi di ogni singolo investitore ovviamente andrebbero valutati. Il City sta investendo tanto nel calcio, Pelligra forse a differenza loro la vive un po' più passionale perché lui è originario di, quindi si sente anche un po' siciliano, un po' catanese, quindi magari ha un approccio diverso, più emotivo, più passionale sulla proprietà di Catania, però il progetto che lui ha portato avanti, come credo, ritengo quelli del City, visto la struttura che hanno e la proprietà che hanno, sono progetti importanti, progetti seri. E poi c'è anche questa voglia di derby che sicuramente avrete avvertito a Catania. Quella si avverte sempre, perché comunque i tifosi non mancano di ricordarlo in ogni partita, la voglia di rivedere i fratelli nemici ovviamente in senso calcistico di Palermo, ma così come credo che la cosa avvenga a Palermo, perché analizzando i social vedo che gli sfottò tra tifosi da una parte e dall'altra sono quotidiani, quindi penso che la voglia di derby ci sia e si senta forte da tutte e due le tifoserie, da parte di tutte e due le tifoserie. Ecco, torniamo in chiusura a un buon proposito, a un obiettivo. Non parliamo di speranze perché quelle magari appartengono ai tifosi, parliamo di obiettivo. Dove allo stato attuale potrebbe arrivare il Catania nel medio termine e chissà, magari anche strizzando l'occhio al futuro? Allora, l'obiettivo della società è quello di crescere da un punto di vista di risultati sportivi, da un punto di vista strutturale, quindi sicuramente l'obiettivo ce l'abbiamo chiaro ed è il massimo che si possa fare nel calcio italiano, non lo so, poi se ci sarà anche una voglia di andare addirittura in Europa. L'importante però è che non si possono capire le tempistiche. Una cosa che ripetiamo spesso è che l'obiettivo sarà sicuramente la Serie A, ma la Serie A per starci, non arrivare in Serie A per poi retrocedere il giorno dopo, e quindi per poter arrivare in Serie A, che siano medio o lungo termine, comunque diciamo che siano 3 anni, che siano 5, che siano 7, l'importante è che quando si arrivi in Serie A si sia creata una struttura che consenta alla società di rimanere in Serie A per essere protagonista, non fare i campionati in cui si rischia di retrocedere l'anno dopo, ecco. Quindi l'obiettivo è quello, l'obiettivo è di avere, cioè il proposito è quello di avere, l'obiettivo è chiaro, ma arrivarci con una società pronta per starci.